È uno spettacolo incredibile, questa è l'Italia che vincerà. Davanti al pratone di Pontida, affollato come non si vedeva da tempo, Matteo Salvini, passato nel caldo d'agosto dal Viminale all'opposizione, galvanizza i suoi e promette che la Lega tornerà a governare e alla folla ribadisce le priorità a partire dalla flat tax e poi sicurezza ed immigrazione. Se smonteranno il decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum perché sia il popolo ad opporsi alle scelte del palazzo. Sull'immigrazione la vedo grigia nei prossimi mesi, la vedo male. Moltissimi veneti, un centinaio i pullman arrivati a Pontida da tutte e 7 le province, ed il Veneto si aggiudica la battaglia a colpi di vessilli con l'ingresso del governatore con tutta la squadra di assessori e consiglieri del Carroccio. E siccome quando si va a fare le scampagnate si porta sempre la copertina, eccovi la copertina. Se vi abbassate un po' qua davanti, ragazzi. Grazie, eccola. Acclamatissimo Zaia centra tutto il suo intervento sull'autonomia. Il Premier Conte a dicembre 2018 aveva promesso che l'autonomia l'avremmo ottenuta a febbraio 2019. Di Maio ha chiuso la partita a luglio di quest'anno dicendo dovremmo studiare di più l'autonomia e daremo vita a una commissione di esperti accademici napoletani. Io non c'ho niente contro le commissioni, tantomeno contro gli accademici napoletani, ma dopo 15 mesi è una presa per il culo, non è lo studio dell'autonomia. E contro i 5 Stelle si scaglia l'ex ministro Erika Stefani, che insinua anche un sospetto. Il dato definitivo è questo, non la volevano fare andare avanti, quindi adesso voglio vedere che cosa accade, però se quelli erano i presupposti, salvo che l'obiettivo non fosse quello di fare sì che l'autonomia non avesse il nome della Lega, questo ho capito. Se il ministro Boccia mi porta all'intesa che ha scritto il ministro Stefani, io la firmo già lunedì 23, velocemente, senza tanti problemi. Lui passerà a storia di essere stato il ministro dell'autonomia. Resta un problema che il governo italiano a tutt'oggi non ha mai detto ai cittadini italiani quale sia la sua idea di autonomia, mai vista. Siccome qua i padani hanno un buon occhio, è più grande di quella della Lombardia questa. Sì o no? Non ho sentito. Doge Mola Leon, ciao! Allora, così la Pontida della giornata di ieri. Buonasera, ben ritrovati in diretta con 20:10. Ricomincia la nostra settimana di approfondimenti, tra l'altro come sempre lunedì, quindi fra un'ora, ve lo ricordo, c'è anche Ring alle 21:15 con Jacopo Berti, Massimiliano Barison, Stefano Fracasso del Partito Democratico e Nicola Finco, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, ma vi presento gli ospiti a cominciare da Nicola Rocco del Partito Democratico. Buonasera. Qui a 20:10 con Massimiliano Barison, cui tocca la doppietta questa sera, Veneti Uniti, consigliere regionale. Buonasera a tutti. Buonasera, ben trovato. Allora, la precisazione, intanto una curiosità. Tutti avevano pensato che fosse una delle bimbe strappate da una di quelle bimbe di Bibbiano, perché di Bibbiano si parlava in quel momento durante Pontida, indiscrezione nel corso della giornata di oggi. Poi Greta, la bambina salita sul palco della Lega Pontida insieme a tanti altri, presentata da Matteo Salvini come esempio di piccola strappata dalla famiglia finalmente tornata a casa, non è di Bibbiano, non era infatti citata nelle ordinanze, e così poi a onor del vero Salvini non l'ha mai detto, ma insomma era lasciato intendere come me era un esempio appunto di bimbi strappati. Siccome poi la polemica è montata nella giornata di oggi, la giornata con la firma, il giuramento da parte dei sottosegretari, quindi adesso si può partire. Ricordo solo un'altra cosa, prima Italo, se mi dai una mano, facciamo vedere il sondaggio, perché oggi abbiamo lanciato questo che riguarda il Prosecco. È giusto cambiare il nome? Tema di dibattito ampiamente questa settimana. Se volete che cambi il nome, se siete d'accordo con alcuni imprenditori che vorrebbero cambiarne il nome in Valdobbiadene, in Conegliano, eccetera, chiamate il numero che vedete sottolineato in verde con il sì, in rosso con il no invece, e vi ricordo che la chiamata è gratuita, vi sembrerà il suono dell'occupato, ma in realtà è stata registrata la vostra preferenza.
C'è scritto nel titolo di 2010 questa sera, no, dal nuovo governo alle scissioni, perché molto si parla di Matteo Renzi, che cosa significa e quali conseguenze, ma Calenda invece, che qui era candidato, ricorderete, eletto al Parlamento europeo con 280.000, ricordo bene, preferenze, proprio da qui ha lanciato di fatto la sua nuova sfida e non ho potuto non notare che c'era Nicola Rocco al suo fianco. Cosa significa? No, io sono un iscritto del Partito Democratico, non nascondo le mie simpatie per Carlo Calenda perché sinceramente mi sembra una delle poche figure politiche in questo momento in grado di interpretare una voglia di politica diversa, un modo di fare diverso. Mi sono riconosciuto su alcuni temi da lui lanciati, quindi insomma il fatto di ripartire dall'istruzione, ripartire dalla scuola, la necessità anche di una svolta culturale nel nostro Paese. In questo momento siamo europei, che è l'appello che lui ha lanciato, che poi è diventato un contenitore, è uno spazio nel quale riflettere di politica in maniera diversa. Si è dato 2 mesi per capire che tipo di natura possa avere questo tipo di percorso, fra 2 mesi insomma vedremo se sarà un partito a tutti gli effetti o se sarà... insomma è chiaro, ma no, ha già cambiato, è diventato un soggetto politico, no? L'ha detto anche l'altra sera, quindi di ma fatto... secondo me sì, però per esempio... ha anticipato Renzi o poi c'è un percorso comune? Da quello che ho percepito io anche da colloqui riservati, in questo momento lui ha aperto questo contenitore che consente per esempio l'idea della doppia tessera, quindi vuole essere un punto di riferimento su alcuni tipi di politiche. Se poi posso essere sincero, ritengo molto più pregnante la scelta di coerenza di Calenda eventualmente di fondare un partito rispetto alla scelta di Renzi, che fonderebbe un partito perché non ci sono abbastanza sottosegretari che parlano toscano. Cioè in Calenda vedo comunque un elemento di coerenza. Renzi lo voleva già fare, no? Quindi di fatto diventare determinante in Parlamento con i numeri, poi ha spinto per questo governo definito istituzionale, poi così non è. Però i tempi in politica sono importanti, per cui se io voglio fare un partito per un progetto politico perché va a ricoprire un'area ideologicamente di un certo tipo, lo faccio. Se lo faccio perché non ci sono tot segretari, secondo me si indebolisce la proposta. Allora ne parleremo questa sera, no? Però a ring tra un'ora. Però è vero che adesso vi trovate una campagna elettorale da qui in avanti, il primo appuntamento lo sappiamo, il 27 ottobre l'Umbria, poi insomma via dicendo, per quanto riguarda le regionali, ma Veneto 2020, quindi si torna al voto con una possibile alleanza che per ora viene negata tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Che cosa cambia, se cambia, cosa vuol dire? Questa sarebbe, diciamo, la scelta naturale dopo il governo che hanno costituito a Roma, per cui io mi aspetto che adesso ci siano anche delle ricadute a livello territoriale, per cui di fatto non cambia nulla, perché se noi prendiamo il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico lo possiamo sovrapporre su molti temi e quindi... ma doveva essere così anche con la Lega prima, no? Ma con la Lega in che senso? Su alcuni temi. O forse più sul rappresentare una parte di ribellione della base, no? Quello che era il sentimento di partenza. Diciamo che la Lega rispetto al Movimento 5 Stelle ha una storia e anche ha degli obiettivi che erano completamente e che rimangono completamente diversi, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si assomigliano su molti punti di programma. Infatti secondo me una delle difficoltà che avranno a livello di governo sarà quella di portare avanti gli stessi temi e di diversificarsi gli uni dagli altri quando c'è una certa sovrapposizione di idee. Cioè mentre prima sapeva il reddito di cittadinanza era del Movimento 5 Stelle, sì, era evidente la diversità. Quota 100 della Lega, le dice ora sarà più... Esatto, adesso saranno sovrapponibili e quindi secondo me sarà anche un motivo questo per far incagliare quelle che sono le iniziative di governo, perché vediamo che oggi al di là dei temi diventa importante la propaganda politica, per cui quando due partiti si sovrappongono iniziano anche a bisticciare, per cui questo sarà secondo me anche uno dei problemi. Comunque a livello territoriale penso che sia ragionevole pensare a questa alleanza PD 5 Stelle. Senta, però quando lei dice che è più importante la propaganda dei temi, cosa vuol dire? Un po'... Vuol dire che oggi è triste, è triste, però
Oggi è importante comunicare ciò che si fa ed esaltarlo al massimo, perché i social ti portano a questo, la comunicazione in tempo reale ti porta ad esprimere al meglio quello che stai facendo ed esaltarlo al massimo livello per ottenere il più grande consenso. E quindi molto spesso c'è una politica che guarda a domani, non guarda al futuro. Quindi mentre lo stai facendo come se l'avessi fatto ma che poi non viene fatto. Sì, l'annuncio molto spesso è più importante di quello che si fa. Eppure pare che sin dall'inizio questo governo debba essere diverso, primo tema. E secondo, se ho capito bene, insomma, se ha simpatia per Calenda vuol dire che l'accordo eventuale per le regionali PD 5 Stelle non le piacerebbe, no? Allora, nel momento in cui si va a formare un'alleanza strutturale tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle significa che si colloca quel progetto politico in un'area che è magari più di sinistra, più radicalmente di sinistra. Penso che sia normale che nasca qualcosa di diverso da quel tipo di progetto lì, che però non possa essere rappresentato soltanto da Salvini. Cioè, io ho sentito le parole di Salvini ieri a Pontida. Penso che ci siano tante persone che magari sono disgustate dalla politica o che non si riconoscono ideologicamente in una storia più di sinistra. Penso che queste persone debbano trovare rappresentanza. Tra l'altro stiamo andando verso un sistema proporzionale, per cui noi abbiamo ragionato sui partiti fino ad oggi. Questo è un altro tema complicato e che avete deciso voi, diciamo, nel senso quello che è nel dibattito, no? Cioè, però è interessante, cioè la legge elettorale cosa sarà? No? Io ho iniziato a fare politica nel 2008, il Partito Democratico è stato il primo partito a cui mi sono iscritto. C'era un'idea che ci fosse una sorta di bipolarismo, un centro-destra e un centro-sinistra. È stato provato, abbiamo provato anche a forzarlo un po' da un punto di vista sia costituzionale, con un referendum in qualche modo che andava verso una semplificazione del sistema politico, sia da un punto di vista elettorale. Gli italiani secondo me l'hanno bocciato, poi tutti dicono noi vogliamo sapere il giorno dopo chi vince, però alla fine c'erano due poli e ce ne siamo trovati tre, in un momento forse anche quattro, perché alle elezioni del 2013 c'erano 4 partiti sopra il 10%, Scelta Civica, Partito Democratico, PDL e Movimento 5 Stelle. Per sì, però non è il cittadino che decide che si debba fare un nuovo movimento, cioè... No, però è quello che la legge elettorale, cioè se è la politica che si disarticola. Io voglio pensare che i partiti stanno lavorando perché nessuno abbia la maggioranza. È questo il problema, facciamo finire poi Barisone. Sì, però io voglio ragionare, cioè, voglio sperare che al referendum del 2016 la gente, al di là di un'antipatia per Renzi, quello di Renzi, sì, abbia votato su un'idea di paese. Io voglio sperare che sia così, perché se fosse soltanto l'antipatia per Renzi avrei un po' di scarsa fiducia negli italiani. Evidentemente questo paese si trova bene ad avere una frammentazione. L'umile pensiero, secondo me è connaturata. Ho l'umile pensiero che molti si siano pentiti del proprio voto contrario di quel referendum, però o no? Guardi che sto dicendo una cosa che dovrebbe essere in linea con la sua, però secondo me molti hanno detto... Se gli italiani votano 3 poli, 4 poli, evidentemente esiste una frammentazione in questo paese e bisogna tenerne conto. Pur essendo io guarda, allora purtroppo in Italia abbiamo la grande capacità di complicare le cose semplici e quindi ciò che ha fatto in questi anni il Parlamento e i partiti dietro il Parlamento è stato quello di fare andare a votare gli italiani senza poter garantire una maggioranza di governo. Quindi le leggi elettorali che in questi ultimi anni sono state fatte per l'ingovernabilità dell'Italia e non per la governabilità, perché se si volesse la governabilità basterebbe prendere la legge elettorale che esiste per i sindaci. La legge elettorale per i sindaci, Renzi, però, che è quella, è stata bocciata dagli italiani per la Corte Costituzionale. Quello dico che alla fine molti... Però è quella che oggi garantirebbe la governabilità, cioè il fatto di sapere chi voglio votare, nel momento in cui lo voto voglio che quello mi rappresenti, mi dia una stabilità di governo per 5 anni, poi se ha fatto bene lo rinnovo e altrimenti lo mando a casa. Però voglio dire, il Porcellum di Calderoli era la legge più maggioritaria del mondo, la gente si è ribellata dicendo che era una porcata. È stato fatto l'Italicum che voleva essere un elemento migliorativo del Porcellum, a parte il fatto che c'era quella legge elettorale lì e nonostante questo l'italiano ha scelto un terzo polo che erano i 5 Stelle e abbiamo avuto 3 partiti che hanno preso il 25%. Ora io posso essere per il maggioritario dello Stato puro, però il fatto che un partito prenda il 26% e abbia il doppio dei parlamentari di un partito che prende il 25%,
Per quanto possa essere per maggioritario, ma non possiamo essere in un paese dove la gente vota un partito e poi si ritrova al governo o una maggioranza che è fatta tra partiti che non voleva. Cioè, vuol dire, questo è il paradosso che si sta in questo momento il governo lo stanno facendo il primo e il secondo partito. Cioè, in questo momento il governo rappresenta il 51% dei voti. Chi ha votato il PD non voleva i 5 Stelle, chi ha votato i 5 Stelle non voleva il Partito Democratico, e nessuno dei due voleva che i due si mettessero assieme per governare l'Italia. Prima era stata fatta una proposta con l'Italicum per cui i 5 Stelle avrebbero avuto il 51% dei voti, gli stessi elettori del 5 Stelle hanno bocciato quel referendum. Quel referendum certo che aveva come conseguenza la legge elettorale aveva tutta una serie di elementi all'interno per i quali si è arrivati alla bocciatura, perché non era solo la questione della legge elettorale. La personalizzazione di Renzi, no? Cioè si è voluto mandare un segnale. Qualcuno anche per la deriva autoritaria, qualcuno riteneva che ci fosse una deriva autoritaria. Una serie di motivi che vanno al di là della riforma elettorale, sicuramente. La riforma elettorale era uno degli elementi, ma non quello determinante che ha portato gli italiani a bocciare con il referendum la proposta. Sì, però io mi auguro che gli italiani sappiano quello che votano, se hanno sempre in qualche modo votato contro i sistemi maggioritari, evidentemente c'è un seme, siamo un paese molto diverso, con un centro Italia che ragiona in un modo, le regioni del nord che ragionano nell'altro. Sì, ma io ricordo bene quel referendum. Poi voglio dire, il Partito Democratico nel 2013 ha governato per 5 anni con il 29% dei voti, che aveva preso un 1% in più di italiani all'estero. Ma uno degli elementi che ha portato molti a votare contro quel referendum è stata anche la proposta di togliere competenze alle regioni. Là dentro c'era anche questo, per cui il fatto di portare un sistema centralizzato e non un sistema federalista e regionalizzato ha portato molti a votare contro. Cioè c'erano più cose dentro lo stesso, che aumentavano le competenze delle regioni perché le regioni andavano in Senato, per cui andavano a incidere direttamente sul bilancio dello Stato. Sì, ma venivano tolte le competenze, c'erano tutta una serie di competenze, c'era una riforma. Diminuivano alcune materie concorrenti, che erano 23, c'era un casino bestia, tipo le infrastrutture, su cui io sono d'accordo, perché non è possibile con l'infrastruttura, io non sono d'accordo perché se l'Emilia la vuole, la Toscana non la vuole ed è di interesse nazionale non si faccia. Ma questo è un altro tema, però oggi noi non possiamo pensare di andare verso un sistema centralizzato, noi abbiamo bisogno di spostare le competenze dal centro alle regioni. E quindi nel momento in cui tu porti avanti una riforma che centralizza tutto il potere, le porta a Roma, andando a spolpare le regioni, secondo me è sbagliato. Oggi quello che la gente vuole è un sistema di federalismo, di decentramento del potere, e non di accentramento. Questo è uno degli elementi che governa l'autonomia la toglie sempre. Io vedo il Veneto che chiede tanto l'autonomia, ha fatto la riforma sanitaria più centralizzante del mondo. Oggi un direttore generale di un'ASL non può decidere se assumere uno psicologo, deve chiedere a Venezia. Questo è un problema diverso che è legato al patto di stabilità, perché se noi oggi abbiamo una legge che ci dice che il personale che fa parte della sanità, è programmazione sanitaria, però noi oggi non è che possiamo assumere un numero indeterminato, indefinito di persone nel sistema sanitario, perché rientriamo dentro il patto di stabilità. Ciò significa che noi dobbiamo controllare quante persone vengono assunte e quindi bisogna autorizzarle di volta in volta, altrimenti se lasciamo libere le assunzioni sforiamo il patto di stabilità, che è una norma nazionale questa. Ma anche l'organizzazione dei distretti e anche quanti soldi spendiamo per la disabilità in un distretto piuttosto che un altro. Il tema è che chi governa è sempre centralista, tendenzialmente. Non è assolutamente così, perché tu hai un riparto di risorse in base al numero di abitanti, quindi la provincia che ha un numero di abitanti più grande Treviso ha 1 milione di abitanti e se volete facciamo la percentuale di medici per abitante. Sandola è una ULSS che ha 200.000 abitanti. Niente, perché il riparto economico è fatto sulle teste delle persone che vivono in quel territorio, per cui è identico, varia solo per Belluno perché abbiamo una zona montana e varia per il Rodigino perché è una zona che ha tutta una serie di problemi d'area, ma per il resto tra Padova, Treviso e Vicenza non cambia nulla. Allora, invece no, ci sono grandi discrepanze. Vi fermo però, adesso tempo della pubblicità, ci arriviamo tra meno di un minuto, anche perché vorrei arrivare al tema autonomia, che ovviamente è stato, lo avete sentito, al centro del discorso del governatore Zaia, ma soprattutto in vista di quello che fra una settimana sarà avvenuto, a quello che sappiamo, cioè l'incontro tra il ministro Boccia e Luca Zaia, ministro che verrà qui a iniziare il tour appunto di ascolto dei governatori che vogliono l'autonomia. Tra poco.
diretta 20:10, non ho ricordato, alle 22 daremo il risultato nel corso di Ring del sondaggio lanciato oggi, erano circa 2000 telefonate dalle 18:30. Italo, grazie, ecco, grazie mille. 0422 16 26 691 se credete sì, cioè il Prosecco deve cambiare il nome, o 0422 16 26 690 invece per il no. Non vi ho chiesto, voi cosa ne pensate della polemica degli ultimi giorni? Barison? Ma io sono aperto, ho una veduta aperta, per cui è giusto anche aprire a nuove possibilità, e quindi non è sbagliato aprire una discussione su un nuovo nome. Bisogna capire poi se questa cosa porta a una proposta migliorativa, perché altrimenti si rimane come prima. No, io sarei contrario, però posso capire chi ritiene che serva una caratterizzazione magari più significativa. In realtà le leggi ci sono già, magari sono anche ragionamenti che vengono fatti all'interno dei consorzi, su cui però insomma sono state giornate di tensione, no? Perché ricorderete era il 20:10 di martedì scorso quando Zaia arrivò con questa notizia della grande discussione, tensione un po' anche tra gli imprenditori. Vabbè, insomma, vedremo alle 22 il risultato di questo. Che viene a dire Boccia a Zaia sull'autonomia? Ovviamente non sono nella testa di Boccia. Ok, certo, però insomma, visto le dichiarazioni, le controdichiarazioni, Erika Stefani che lascia il ministero a Boccia dicendo vai avanti con questo perché qualcosa c'è. Lui... Secondo me Boccia dirà che difficilmente si potranno accettare tutte le 23 materie. Se Zaia in qualche modo ritiene di voler portare a casa un processo come quello dell'autonomia, che comunque deve essere un processo graduale, anche perché partiamo da un presupposto: a livello di marketing è stato fatto un referendum dicendo noi ci teniamo il 90% del residuo fiscale. Quella roba non esiste, cioè non era prevista dal titolo quinto, non era prevista da nessuna parte. Autonomia significa che io decido che su alcune materie la Regione interviene direttamente sulla programmazione. Nel momento in cui interviene sulla programmazione, un po' alla volta le risorse che oggi vengono stanziate dallo Stato tornano alla Regione su quella materia. 23 materie sono tante, secondo me il Ministro Boccia dirà iniziamo a lavorare su alcune materie, se a Zaia interessa l'autonomia firma e poi gradualmente magari arriveranno altri governi. Sì, però noi abbiamo pensato immediatamente che fosse un'autonomia. No, capito, però lui dice quelli sono i nostri obiettivi, e allora gli domandiamo guardi che adesso qua gira male perché può essere che l'autonomia diventi quella modello Emilia Romagna, e lui ci risponde perché deve essere modello Emilia Romagna e non modello che so Piemonte che chiede di meno ancora rispetto a noi, rispetto all'Emilia Romagna, quindi bisogna capire qual è il tema. Allora, solo alcune materie per tutti potrebbero passare alle regioni, le stesse? Secondo me verosimilmente sarà così. Detto questo, vediamo se la reazione del Veneto è porto a casa quello che posso e poi magari ci sarà un'implementazione, o se si vuole fare campagna elettorale, tanto... Barison? Ma io non sono d'accordo, perché qualcuno ci deve spiegare perché non ci danno le 23 materie. Noi abbiamo fatto una proposta che è in linea con quello che prevede la Costituzione, abbiamo una regione che comunque è virtuosa, è una tra le più virtuose d'Italia, ha tutte le carte in regola per gestirsi le 23 materie, non abbiamo nulla in meno rispetto al Trentino Alto Adige, rispetto al Friuli Venezia Giulia, tanto meno rispetto alla Sicilia, per cui non si capisce perché c'è chi ha di più e chi invece verrebbe penalizzato. Noi abbiamo fatto una richiesta su 23 materie, per cui riteniamo che sia opportuno che il Veneto abbia questa autonomia. Altre regioni hanno chiesto meno materie e quindi potranno vedersi accolta un decentramento diverso, però noi riteniamo che il Veneto su questo debba portare avanti fino in fondo la sua battaglia, perché ha le carte in regola per farlo. Non abbiamo bisogno di una autonomia sulla carta ma che non si percepisce sul concreto, per cui noi ci aspettiamo che sia rispettata la volontà dei cittadini quando hanno votato il referendum, loro hanno espresso chiaramente ciò che vogliono e noi siamo in grado di garantirlo come regione. Senta, però il proporzionale dicono che sia il primo passo
per arginare ulteriormente la Lega, che sarebbe uno dei tentativi ovviamente che questo governo dovrebbe portare avanti. Lei come la vede? Cosa dice? È evidente che è così, voglio dire, andare verso un sistema proporzionale significa frammentare il Parlamento e poi per arrivare alla formazione di un governo bisogna trattare, mediare a ribasso e fare i soliti compromessi che hanno portato il nostro Paese a quello che è, cioè a una ingovernabilità o comunque un governo che dura un anno, dura 6 mesi e poi assistiamo a continui ribaltoni che non fanno bene all'Italia. E quale altro tema secondo lei saranno o dovranno essere efficaci dopo il governo giallo-verde? C'è il tema dell'immigrazione che è un tema secondo me caldo. Però l'ho vista, no? Qua dicono viene sbandierato l'accordo con l'Europa per la ripartizione, anche se era già capitato in passato. Ma... Cioè, io penso che la storia del rapporto tra l'Italia e l'Europa, non soltanto degli ultimi mesi ma degli ultimi anni, ci insegni che noi non possiamo fidarci dell'Europa. L'Europa ha una sua maggioranza che è formata dai paesi del nord, i quali hanno una linea che purtroppo è diversa rispetto a quella dell'Italia. Oggi sbandierano questa disponibilità a prendersi una quota degli stranieri che vengono in Italia, ma io sono convinto che un conto è parlarne, un conto è poi applicarlo. Allora Rocco, tra l'altro appunto anche per esempio bisogna vedere quali saranno i temi forti. Uno di questi viene ribadito sempre dagli imprenditori, dai nostri imprenditori, dal presidente di Confindustria Boccia soltanto sabato sera al premio Campiello, insomma, il taglio del cuneo fiscale. Sarà questa una delle azioni forti? Quale pensa, quale immagina? Anche poi per dare un segnale forte, no? Politicamente, nell'obiettico di limitare il consenso della Lega, perché poi c'è anche quello. Ma io penso che al di là del limitare il consenso della Lega, in questo momento il governo la cosa migliore che possa fare è cercare di governare bene. Ricordiamoci che veniamo dai primi 14 mesi dopo 4 anni in cui il Paese ha smesso di crescere. Questo è il primo dato, che sia colpa di Salvini che si faceva i selfie, di Maio che parla male, usa male i congiuntivi, però il dato politico è che dopo 4 anni di crescita, i primi 14 mesi in cui le cose sono andate male, per cui la prima cosa che deve fare il nuovo governo secondo me è ripuntare sulla crescita. Mi permetto di dire che avendo conosciuto Gualtieri nei primi 5 anni che lui ha fatto al Parlamento europeo, penso che Gualtieri sia una persona molto preparata. Gualtieri Ministro dell'Economia, Gualtieri è il Ministro dell'Economia ed è stato il Ministro che, mentre la maggior parte dei paesi lavorava sull'austerity, ha trattato l'allentamento del patto di stabilità lavorando sulla crescita. Gualtieri è quello che ha detto, ha fatto in modo che sul patto di stabilità gli stati potessero spendere sugli investimenti, fermo restando invece un controllo della spesa per quanto riguardava le spese correnti. Mi sembra che abbia però trattato... cosa che ha potuto fare la Germania, per esempio, non l'Italia, no? Che è una cosa che si chiede anche dell'Italia. No, anche l'Italia ha potuto allentare scomputare quello... No, la Germania ha la fortuna di avere i conti più saldi di noi, quindi anche sulla spesa corrente ha potuto fare un po' di più, mentre noi in qualche modo l'occupazione la fai o tramite assunzione diretta o creando lavoro. Noi hanno detto voi potete fare occupazione creando lavoro, la Germania hanno detto siccome avete dei conti più solidi dei nostri potete fare anche politiche pubbliche diverse. Chiaro che quella era un compromesso tra il partito diciamo popolare che era più per l'austerity e il Partito Socialista che invece è più per le politiche pubbliche. Mi sembra di aver letto oggi che non se ne parlerà della flat tax, mentre sarà confermata una diciamo in qualche modo modifica del reddito di cittadinanza che vada più verso quello che era il reddito di inclusione, quindi lavorare meglio sul ricollocamento, sulla ricerca di lavoro, fermo restando insomma che le domande ci sono, però va migliorato il meccanismo di ricerca di lavoro. 29.440 29.440 quelle accolte in Veneto, dato di oggi, riferito da una parlamentare del Movimento 5 Stelle. Interessante questo, anche se Di Maio aveva detto l'altro giorno non verrà cambiato il reddito di cittadinanza, non verrà toccata quota 100, eccetera eccetera. Scusate, un flash su questo perché poi siamo in chiusura. Barisò proprio sul reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza dal punto di vista dell'inserimento lavorativo è stato un disastro, nel senso che avevano promesso di formare i navigator che dovevano inserire prima di ottobre all'interno del mondo del lavoro, non se ne è visto uno, quindi abbiamo parlato a vanvera su questo. Quindi il reddito di cittadinanza è stata una forma, ciò che è stato detto da tanti,
assistenzialista, soprattutto per certe aree del territorio, non per le nostre. Vediamo i comuni del Veneto mediamente sono sotto l'1% per quanto riguarda le persone che hanno ottenuto reddito di cittadinanza, andiamo al sud, arriviamo al 6%, quindi abbiamo dei dati che dimostrano chiaramente che è stata una marchetta fatta per il sud. Allora, vi devo fermare, grazie a Nicola Rocco e a Massimiliano Barison, ci rivediamo tra poco più di mezz'ora con Ring e tutti i temi di attualità. Abbiamo anche una piccola sorpresa, il risultato del sondaggio sul Prosecco deve cambiare nome o no, lo stiamo chiedendo ai nostri telespettatori, alle 22 vedremo che cosa hanno risposto. Grazie, a Ring, a dopo.